le maglie Previasco, che è stato uno degli ultimi, perché ecco, dirò delle cose che mi fanno sembrare o sentire un po' presuntuoso. Ecco, chi può parlare insieme a me dell'inizio dell'autodetta più di me è solo Zeccoli. Tutti gli altri, se permettete, ci vedo anche Vaccarella con i risultati che ha fatto con l'Alfa Romeo, sono arrivati dopo, Giacomelli, ecco. Però noi abbiamo parlato degli albori, abbiamo vissuto insieme. Ricordo ancora quando Zeccoli andavamo tutti insieme, Giunti, Nani, tutti noi, a provare la GTA a Balocco, e regolarmente noi eravamo molto veloci nelle altre piste. A Balocco ci prendevamo 1,5 secondi da Zeccoli e ci sembrava impossibile. Allora andavamo di nascosto, mi ricordo con Nanni Galli soprattutto, perché in fondo al lungo rettilineo, parlo della vecchia Balocco, si poteva tagliare e si guadagnava 1 secondo, 2 secondi. Allora eravamo convinti, non essendoci telemetria né nulla, che lui tagliasse per guadagnare questo famoso, e invece non tagliava. Quindi ci rimanevamo malissimo. Però per fortuna che poi le cose si pareggiavano ad abbondanza nelle altre piste, tanto per dire sinceramente le cose. GTA, io ho cominciato a correre non tanto con l'Autodetta, con l'Alfa Romeo ancora ai tempi del Jolly Club, qui parliamo sì di Autodetta ma anche un po' di Alfa Romeo in generale, e ho cominciato con la velocità 2006 sprint, per dare un'idea, qui a Monza, ho fatto i rally con la Giulia Quadrifoglio preparata da Correro, quindi non da Bosato, quindi macchina da gara a pista, e ho vinto l'assoluto del turismo preparato a rally dei di Sanremo 1900, no non dico le date se no mi auto demolisco. Poi ho vinto il rally del Portogallo, che era un campionato europeo, non c'era ancora il mondiale, con la Giulia Quadrifoglio, perché era un percorso molto veloce, quindi con prove speciali velocissime. Scusate, e qui faccio il presuntuoso, battendo Cavallari, che in quel momento con la Giulia Quadrifoglio era il rallista prima, che aveva anticipato con i risultati, ma anche campionato italiano. Poi